Il ponte di barche che attraversa il Canal Grande per consentire ai veneziani il pellegrinaggio alla Basilica della Salute è una tradizione che ha sempre accompagnato la festa del 21 novembre, fin dalle sue origini nel 1630, in ricordo del primo pellegrinaggio che i veneziani fecero per chiedere alla Vergine che la città fosse liberata dalla peste bubbonica. Quest'anno però, dopo 4 secoli, il ponte di barche, analogo a quello per la solennità del Redentore in luglio, non verrà allestito. La decisione è stata presa in serata congiuntamente tra Patriarcato, Comune di Venezia e tutte le autorità competenti per evitare assembramenti e quindi il rischio di diffusione del contagio, visto il momento storico di pandemia. Da giovedì 19 a domenica 22 novembre non ci sarà perciò il ponte di barche, un ponte allestito secoli fa per favorire l'accesso in Basilica, quando sul Canal Grande ancora non era stato costruito il ponte dell'Accademia e esisteva solo quello a Rialto. Sarà comunque consentito l'accesso in Basilica dei pellegrini, opportunamente distanziati e contingentati secondo disposizioni che saranno comunicate nei prossimi giorni. Non sarà possibile però portare la tradizionale candela accesa come offerta alla Madonna che faceva parte del rito simbolico della festa. Resta confermato il pontificare del patriarca Moraglia che sabato 21 Antenna 3 trasmetterà in diretta a partire dalle ore 11.